Sono 12 i nuovi progetti per il recupero di Porto Marghera, una delle aree più inquinate d'Europa, di cui proprio oggi sono state annunciate le autorizzazioni dal Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando e dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Degli iniziali 30 progetti ne sono stati individuati una dozzina, ora in fase di analisi da parte della Conferenza dei Servizi. Erano quelli più maturi sui quali c'erano stati un lavoro di approfondimento maggiore che avevano anche cronologicamente stavano lì da più tempo, quindi una serie di condizioni oggettive che hanno consentito oggi di convocare la conferenza, per la quale ci siamo attivati perché sia convocata più frequentemente, nel senso che quando dico che voglio traguardare da qui alla fine dell'anno una definizione complessiva di Marghera è anche perché abbiamo sbloccato il tema del supporto tecnico a questo lavoro che si era inceppato per una serie di questioni legate alla spending review e oggi invece può ripartire a mio avviso con un passo spedito. La strada intrapresa si muove dunque nell'ottica della semplificazione, intesa come operatività, tempi più snelli e procedure agevolate, ma senza ridurre l'attenzione sul fronte ambientale. Tra questi progetti, che prevedono la bonifica di terreni sui quali reinserire nuove attività produttive, ci sono quelli di Sapio Produzioni, Eni Raffineria, Fincantieri, Medio Piave Marghera e Autorità Portuale di Venezia, a dimostrazione che si intende ripartire da una manifattura di qualità, nonché da una chimica rinnovata, sostenibile e compatibile. Vai innanzitutto nella direzione della green economy, dell'energia e dell'economia diciamo anche pulita, fra virgolette, fino in fondo, nel senso che se volessimo ragionare guardando molto in là nel tempo, la prospettiva è quella di pensare che Marghera sarà il sito meno inquinato magari fra 20-30 anni, proprio in virtù di queste scelte che si stanno facendo, quindi insediamenti puliti, manifattura sostenibile e soprattutto che approfitta di questa area che ormai è servita dai servizi e dalle infrastrutture in maniera unica. E durante l'incontro tra il Ministro dell'Ambiente e il Governatore del Veneto si è affrontato anche il tema delle grandi navi nella laguna di Venezia. Noi siamo a favore dell'uscita delle grandi navi sopra le 40.000 tonnellate dal canale da Giudecca al bacino San Marco. Questo è sacrosanto. Lo vogliamo fare in fretta. Crediamo però che il terminal passeggeri debba essere salvaguardato in virtù del fatto che ci sono 3.500 lavoratori tra diretti e indiretti e un fatturato di quasi mezzo miliardo di euro. Sono 1.900.000 turisti che arrivano in Veneto con le crociere e sono turisti che hanno diritto al rispetto come tutti gli altri turisti.